Giornata calabrese per il ministro Boccia, prima a Cosenza per il sopralluogo all'ospedale da campo, poi Crotone e infine Catanzaro, dove ha presieduto la conferenza Stato-Regioni. L'arrivo del ministro a Catanzaro è stato preceduto dalle proteste di un gruppo di manifestanti che al governo chiedono impegni per superare le emergenze di questa terra, a cominciare dalla sanità e dal lavoro. Calano i contagi, nelle ultime 24 ore sono 321, ma aumentano i decessi, in un giorno 17 vittime. Il decreto del TAR sospende l'ordinanza regionale di chiusura delle scuole, ma solo nell'interesse dei ricorrenti. Si tratta di 13 famiglie di Paola. In un convento di Cerisano un gruppo di suore vive il dramma del Covid, assistite dal sindaco e dal medico di famiglia. In rimonte il Pisa beffa la regina che incappa nel terzo stop di fila, ma il patron in conferenza conferma la fiducia a Toscano e dice: ho sopravvalutato la squadra. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque apriamo questa edizione del nostro giornale con la visita in Calabria del ministro Boccia, prima a Cosenza, poi Crotone e infine Catanzaro, dove ha presieduto la conferenza Stato-Regioni. Ma l'arrivo a Catanzaro del ministro è stato preceduto dalle proteste di un gruppo di manifestanti che al governo chiedono impegni concreti per le tante emergenze della Calabria, a cominciare dalla sanità e dal lavoro. Tutti a casa, tutti a casa. È iniziata così la protesta a Catanzaro, con la richiesta di dimissioni di tutta la classe politica calabrese, perché dicono ha fallito il sit-in davanti alla sede della cittadella regionale in attesa dell'arrivo del ministro Boccia, organizzato dai tirocinanti, dai precari e da una serie di categorie che si sentono penalizzate. Noi lavoratori siamo sul divano a non poter lavorare nonostante le nostre specializzazioni ed è uno scandalo incredibile questo. Non dobbiamo avere in mente l'idea che la crisi è per tutti uguale, non siamo tutti sulla stessa barca. Ricordiamo che solo nel 2020, nell'anno del Covid, i miliardari italiani hanno aumentato la loro ricchezza del 31% e questa è una cosa assurda. Le ricchezze per gli investimenti pubblici, per le assunzioni, le dobbiamo prendere da chi ha fatto i soldi con la crisi, perché la crisi è stata causata da chi ha le ricchezze e non ha voluto usarle per investire nel nostro lavoro e nel nostro futuro. Poi il corteo si è spostato lungo la strada d'accesso e si sono vissuti momenti di tensione con le forze dell'ordine. Passato pure per tutti, vogliamo solo legalità, non ce ne frega niente, che ci sono solo farabutti qua dentro, sto filmando solamente, stai calmo, stai calmo, non mi deve mettere le mani, stai calmo, abbassa la voce. no, come no, aveva usato il manganello, come no, Sì, stai calmo. Non sto forzando niente, non ho forzato nulla, stavo filmando solamente il corteo. Tramite i vertici dell'USB era stata chiesta una delegazione affinché si incontrasse con il ministro, incontrasse una nostra delegazione. C'è stato un evidente rifiuto e quindi siccome qui non abbiamo bisogno delle passerelle, non abbiamo bisogno di gesti simbolici, abbiamo bisogno comunque di aiuti concreti, di aiuti semplici, perché comunque per quanto la classe politica regionale, la classe politica locale ha le sue responsabilità ed è inutile, tutto ciò è avvenuto con la connivenza anche della classe politica nazionale, quindi il contentino della vicinanza eccetera che non abbia nulla di concreto non serve. L'arrivo poi del ministro Boccia in elicottero al palazzo dedicato a Iole Santelli e l'inizio della conferenza Stato-Regioni insieme al presidente Spirlì. Boccia ha ribadito la vicinanza e il sostegno del governo nazionale. La Regione Calabria e i calabresi devono sapere che il governo c'è e c'è su tutto, dall'emergenza sanitaria che continueremo ad affrontare insieme e dobbiamo affrontarla per l'emergenza acuta con il sostegno delle forze armate, delle forze dell'ordine e di tutti i volontari che ci stanno aiutando, così come per gli interventi strutturali. La Regione Calabria merita una sanità più forte, molte delle strutture che sono state ridimensionate
bisognerà valutare il loro rafforzamento, lo dico senza giri di parole. L'Europa tutta ha preso atto che diritti universali come salute e scuola non potranno mai più essere compressi da vincoli di bilancio. Ma vediamo come è iniziata la giornata calabrese del ministro Boccia, prima a Cosenza dove ha visitato l'ospedale da campo. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il capo della protezione civile Angelo Borrelli hanno visitato questa mattina l'ospedale da campo di Cosenza, un segno tangibile e concreto della vicinanza del governo ai difficili problemi in cui versa la sanità calabrese. Lo Stato ha inviato dall'inizio della pandemia 46 milioni di materiali consumabili in Regione Calabria, quasi 43 milioni di mascherine e tanti altri materiali che sono stati distribuiti e sono tuttora in distribuzione. Sono già stati distribuiti 193 ventilatori polmonari per terapie intensive e subintensive e devono diventare tutti posti letto. Questa è una soluzione per l'emergenza assoluta in cui siamo e Cosenza aveva bisogno dell'aiuto dello Stato e era nostro dovere garantirlo. Questo ospedale da campo mette in sicurezza un'intera area. È un segno di vicinanza, il Ministro ci sta seguendo dall'inizio di questa emergenza nell'emergenza e devo dire che ancora una volta sta dimostrando questo suo interessamento per la Calabria. È chiaro, l'ospedale da campo è una necessità per superare questo momento di grande emergenza, ma quello a cui puntiamo è sicuramente la risistemazione dei nostri ospedali. Questo ospedale militare adesso non è la panacea dei problemi della sanità. Dobbiamo ringraziare a questo punto per questa situazione di emergenza tutti quelli che hanno lavorato a partire dall'esercito che ha messo a disposizione questa struttura straordinaria, alla protezione civile regionale e nazionale che ha risposto al nostro appello, alla Regione Calabria e al governo, lo stesso ministro Boccia che oggi è venuto nella dimostrazione plastica di questa collaborazione che in questo momento deve coinvolgere tutti. Chi rema contro la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini. L'ospedale da campo dell'esercito entrerà in funzione nei prossimi giorni e sarà dotato di tutti i servizi necessari per supportare la città e la provincia in questo difficile momento di emergenza epidemiologica. Siamo calibrati per essere completamente indipendenti. È naturale che stiamo chiedendo alle autorità locali se possono supportarci con ulteriori medici e infermieri per garantire un servizio migliore poi dopo al paziente ricoverato nella struttura campale. Il ministro ha poi raggiunto Crotone, città duramente colpita dal maltempo. Eccoli Francesco Boccia e il capo della protezione civile Borrelli che sorvolano in elicottero le zone del Crotonese devastate dal maltempo delle scorse ore. Il ministro degli affari regionali e le autonomie ha partecipato poi ad un tavolo tecnico organizzato in prefettura per fare il punto della situazione e dire che lo Stato non abbandona la Calabria. Sulle calamità naturali lo Stato può solo dire ci siamo in tempo reale. Ovviamente, come succede in questi casi, bisogna essere rigorosi almeno quanto lo sono stati i soccorritori. Ho ringraziato tutti, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, ovviamente alla protezione civile nazionale e a quelle regionali della regione Calabria, Puglia, Basilicata e Campania che hanno dato una mano. Loro sono stati rigorosi e hanno evitato che il dramma dell'alluvione si trasformasse in tragedia. Ora tocca ai livelli istituzionali essere all'altezza dei soccorritori ed è quello che stiamo facendo in queste ore. Ho chiesto al Presidente della Provincia, al Sindaco, di essere rigorosi, immediati. Insieme a Boccia e Borrelli, oltre al prefetto di Crotone Tiziana Tombesi, anche i parlamentari crotonesi e il presidente facente funzioni Nino Spirlì. Il ministro Boccia ci è sempre stato vicino, devo dire, in queste settimane io l'ho avuto a fianco sia per quanto riguarda l'emergenza sanitaria e appena si è verificato questo disastro nella zona del Crotonese, del Cirotano, della zona di Corigliano Rossano, il ministro Boccia ha subito cambiato il programma di questa giornata proprio volendo essere presente sui territori. Sono molto soddisfatto della sua vicinanza, è una cosa molto importante per tutti quanti noi calabresi e soprattutto per questi territori che stanno patendo oltre ogni limite.
E la Giunta regionale nel corso della seduta di oggi ha approvato la delibera con la quale si chiede al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti dal 20 al 23 novembre scorsi. E veniamo all'aggiornamento sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. I contagi diminuiscono ma aumentano i decessi. Calano i contagi ma aumentano i decessi. Nelle ultime 24 ore in Calabria 321 nuovi casi su 2056 tamponi, 17 invece morti per coronavirus, 3 decessi a Cosenza, 3 a Vibo, 7 a Catanzaro e 4 a Reggio. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 139, Catanzaro 19, 0 a Crotone, Vibo Valencia 43, Reggio Calabria 120. Aumentano i ricoveri in reparto, oggi sono 435, 47 invece i degenti in terapia intensiva. È il punto sui contagi nel prossimo servizio. La preoccupazione all'interno dell'ospedale dell'Annunziata cresce. Nei giorni scorsi si era finalmente raggiunto un equilibrio che aveva permesso di svuotare, almeno parzialmente, il pronto soccorso da 50 degenti in osservazione in attesa di un posto letto a 20-25. L'apertura dei nuovi reparti Covid all'interno e all'esterno dell'ospedale aveva consentito di allentare la pressione. Ma oggi è arrivata la notizia della possibile chiusura del reparto Covid allestito al Gianni Atanasio di Rossano, attualmente occupato da 16 pazienti. Se così fosse, verrebbe meno una valvola di sfogo del Lab Cosentino. Solo ieri 3 pazienti sono stati ricoverati nel nosocomio ionico, ma a quanto pare non c'è il personale sufficiente per mandare avanti il reparto. Questione diversa per il laboratorio di microbiologia che, nonostante le difficoltà, ha aperto i battenti il 19 novembre e resiste, grazie ai sacrifici della dottoressa Lucia Petrelli, che si è vista sottrarre 2 operatori per scadenza di contratto. All'Annunziata i reparti sono quasi pieni, resta un posto libero in geriatria Covid e 2 in terapia intensiva. Infettive, pneumologia, Valentini, Rogliano e Cetraro non hanno disponibilità e al pronto soccorso stazionano 20 degenti in media. Nei prossimi giorni si potrebbe tornare ai livelli di qualche settimana fa, che probabilmente hanno contribuito a causare il contagio degli operatori, 5 OS e 2 infermieri. Nell'ottica di separare i reparti Covid da altre attività, sabato sono stati trasferiti 2 ambulatori di neurologia e broncoscopia in una palazzina sul Viale della Repubblica, dove nei prossimi giorni potrebbe essere allestito anche un pronto soccorso no Covid. In un convento di Cerisano un gruppo di suore vive il dramma del Covid, assistite dal sindaco e dal medico di famiglia. La voce che ci mette in guardia e ci chiede di non entrare nell'istituto del Sacro Cuore del Verbo Incarnato è molto probabilmente quella di una delle suore dell'istituto di Cerisano. Erano in 5 le sorelle all'interno della struttura di Via Roma, prima che una di loro, Suor Celina, morisse nei giorni scorsi per le conseguenze del contagio da SARS-CoV-2. Le sue condizioni sono aggravate improvvisamente, quando tutto sembrava proseguire per il meglio, nonostante l'età molto avanzata della religiosa, 101 anni. Il virus era entrato nell'istituto probabilmente attraverso un soggetto asintomatico, una collaboratrice o un collaboratore infettato in un contesto diverso, forse scolastico. I test antigenici hanno rivelato un altro contagio, oltre a quello di Suor Celina. Un'altra suora è risultata positiva e mostra lievi sintomi riconducibili al virus. Le altre 3 sono negative e isolate, monitorate all'interno della struttura. Il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, e il medico Ivan Greco stanno assicurando l'assistenza alle suore, in attesa che l'azienda sanitaria si occupi delle donne mediante le USCA e effettuando i tamponi molecolari, scongiurando così il rischio che l'istituto diventi un piccolo focolaio, letale per le anziane religiose. La comunità cerisanese si è stretta intorno alle suore, dando aiuto e supporto insieme al medico del paese, il farmacista. Stiamo cercando di sopperire a quella che è evidentemente la grave carenza delle USCA, dell'ASP. Ancora le suore non hanno, nonostante siano una è deceduta, è stata accertata la positività di un'altra suora attraverso un test antigenico, ma ancora nessuno ha preso in mano la situazione. Parlo dal punto di vista sanitario, per quello che compete ovviamente come responsabilità all'ASP, nel verificare, nell'effettuare i tamponi molecolari, nel garantire la quotidiana assistenza, sentendo se ci possano essere delle problematiche più o meno gravi. Questo è evidente che rappresenta il problema che si sta manifestando anche per altri cittadini.
Ospedali chiusi in Calabria, un lungo elenco in tutte le province, alcune strutture sono state depotenziate, altre realizzate e mai entrate in funzione. Gli ospedali ci sono, ma non possono accogliere i malati in tempi di pandemia, una vera e propria beffa per i cittadini calabresi. In provincia di Cosenza, strutture sanitarie come quella di Paola, 4 posti di terapia intensiva pronti e inutilizzati, di Acri, ospedale che dal 2018 attacca e risonanza magnetica del valore di 2,5 milioni di euro, macchinari di ultima generazione desolatamente fermi, Lungro con decine di posti letto vuoti, Castrovillari, nosocomio con 4 sale operatorie mai entrate in funzione e un laboratorio d'analisi che potrebbe processare i tamponi ma resta bloccato per mancanza di personale. Ancora Praia Mare, una struttura che dava risposte a paesi di confine tra regioni, ora sembra una cattedrale nel deserto. San Marco Argentano depotenziato dopo aver stanziato 8 milioni di euro non spesi per l'ammodernamento. Trebisacce privato dei suoi 80 posti letto, punto di riferimento per tutta la Calabria settentrionale. Non va meglio in provincia di Reggio Calabria, a Taurianova, un tempo centro d'eccellenza con un reparto di medicina con stanze cablate e dove oggi non sono possibili ricoveri. Oppido Mamertina, locali sottoutilizzati, qui in un passato non lontano ci si rivolgeva per la lungodegenza. Gerace, monumento del nulla, ospedale realizzato e mai entrato in funzione. Locri in affanno, costretto a dare risposte ai cittadini di un'area vastissima. Nel Vibonese le strutture ospedaliere di Pizzo, Nicotera e Soriano, in cui interi reparti per effetto dei tagli negli ultimi 10 anni sono stati abbandonati. Stamattina è stato il ministro Francesco Boccia a dare il segnale di un cambiamento ed affermare che nella nostra regione riapriranno gli ospedali utilizzabili. Intanto Castrovillari chiede a gran voce l'attivazione delle USCA. Dopo la tenda per lo screening rapido dei tamponi antigenici messa a disposizione dalla Protezione Civile, Castrovillari si sta mobilitando per l'istituzione delle unità speciali di continuità assistenziale, le USCA, per assistere a domicilio i pazienti affetti da Covid-19 che non hanno bisogno di ricovero. Attualmente le uniche USCA presenti sono quelle di San Marco Argentano. Abbiamo messo a disposizione una struttura comunale. Mi è arrivata la comunicazione da parte del direttore del distretto che l'USCA di Castrovillari può tranquillamente partire, quindi si aspetta solo la dotazione di personale che deve mandare l'ASP, che ritengo avvenga dalla prossima settimana. Se c'è un aspetto che in questa epidemia è emerso più chiaro che mai è l'importanza del territorio nell'assistenza ai malati, così il sindaco di Murano Calabro Nicolò De Bartolo, che ha messo a disposizione per il comune di Castrovillari alcuni locali. Riteniamo giusto che lo si faccia nella città di Castrovillari qualora questo comporti perdita di tempo per mancanza di locali. Proporremo anche il nostro ambulatorio comunale dove c'è la guardia medica e anche il punto, l'ex punto prelievi, per far sì che possa partire immediatamente. Ma pensiamo che non ce ne sia bisogno e che Castrovillari e il territorio del Pollino possa avere già nella prossima settimana l'USCA di riferimento dell'ASP e del distretto sanitario. Parliamo di scuola, oggi il decreto del TAR che sospende l'ordinanza regionale di chiusura delle scuole, ma solo nell'interesse dei ricorrenti, e si tratta di 13 famiglie di Paola. Il TAR della Calabria ha sospeso con decreto l'ordinanza regionale di chiusura delle scuole, ma riguarda solo la città di Paola e nello specifico gli istituti frequentati dagli alunni di 13 famiglie del territorio che hanno avanzato il ricorso, come spiega il docente di diritto pubblico dell'Unical, Walter Nocito. Questa è una ordinanza di tipo cautelare, non entra nel merito. Nel merito il TAR entrerà il 16 di dicembre, secondo la legge che regola proprio le urgenza di questi provvedimenti giurisdizionali, e questo provvedimento è impugnato questo provvedimento impugnato è annullato, anzi è sospeso in questa fase in attesa di un annullamento a dicembre, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti. Questo vuol dire che sicuramente le scuole a Paola, oggetto di una chiusura prima del comune e poi della regione, quindi doppia chiusura, sono da riaprirsi.
Nelle more del 16 dicembre non è detto che tutte le scuole debbano riaprirsi, perché la Regione avrebbe l'onere di verificare i casi di tutte le scuole e quindi l'ordinanza sarebbe non verso erga omnes, ma sarebbe solo verso i ricorrenti, e al momento risultano solo i ricorrenti, le mamme di Paola, ma credo che siano economisti in questa ordinanza del TAR, per cui è meglio non scrivere nero su bianco chi sono. Nel dubbio possiamo ritenere che da domani debbano aprire le scuole di Paola, a dicembre anche le altre scuole, tutte quelle della Regione Calabria, che è zona rossa e secondo il DPCM prevede interventi della Regione solo motivati e giustificati da cause epidemiologiche. La cronaca: il Tribunale di Salerno ha condannato l'ex giudice Marco Petrini a 4 anni e 4 mesi di reclusione per corruzione in atti giudiziari. Soldi, tanti soldi, in cambio di sentenze favorevoli. Lo scandalo esplode a gennaio e coinvolge l'ormai ex giudice Marco Petrini. Le immagini delle telecamere inchiodano l'ex magistrato, 15 in tutto gli indagati nell'operazione Genesi, accusati a vario titolo di far parte di un sistema corruttivo nelle aule di giustizia a Catanzaro. Il processo, con rito abbreviato, questa mattina il Tribunale di Salerno ha condannato l'ex presidente di sezione della Corte d'Appello a 4 anni e 4 mesi di reclusione per corruzione in atti giudiziari. Petrini dovrà inoltre risarcire il Ministero della Giustizia versando di tasca propria 311.000 euro. L'ex magistrato è stato interdetto dai pubblici uffici. La procura aveva chiesto per Petrini 6 anni e 8 mesi. La difesa però ha dimostrato come l'ex magistrato fosse affetto da disturbo bipolare. Condannati inoltre a 3 anni e 2 mesi di reclusione il medico Emilio Santoro. Anche lui dovrà risarcire 311.000 euro allo Stato, 8 mesi per l'avvocato Emilio Saraco, che dovrà risarcire 260.000 euro. Il giudice ha escluso per tutti l'aggravante mafiosa. Proseguiamo con la cronaca: arresti per droga a Taurianova. E il monopattino fu provvidenziale, devono aver pensato questo i carabinieri di Taurianova, che nella tarda serata di ieri hanno arrestato il 38enne Antonio La Rosa. L'uomo, gravato da molti precedenti di polizia, aveva appena acquistato da Rocco Restuccia, 33 anni, e Francesco De Mari, 29, 5 grammi di cocaina cosiddetta in pietra. Il luogo della compravendita è stata la frazione di San Martino di Taurianova. Qui una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia ha notato La Rosa, Restuccia e De Mari impegnati in un anomalo scambio, La Rosa sul suo monopattino e i due all'interno di un'autovettura. I militari si sono avvicinati, La Rosa si è dato a precipitosa fuga, tentativo fallito perché l'uomo, sbattendo sul bordo di un marciapiede, è caduto rovinosamente a terra, perdendo anche i 5 grammi della cocaina appena acquistata. In ogni caso i militari lo avevano già identificato e lo avrebbero rintracciato. Restuccia e De Mari sono stati bloccati e perquisiti e sono stati trovati in possesso di 1.000 euro complessivi. Nell'autovettura in uso a Restuccia e De Mari sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di marijuana. I 3 sono stati arrestati in flagranza di reato. Lo sport: parliamo di calcio. La Reggina sconfitta in casa dal Pisa. La Reggina sconfitta e rimonta dal Pisa nella gara disputata in notturna al Granillo. La squadra di Toscano incappa nel terzo stop di fila e senza aver mai convinto. Dalle prime battute iniziali la formazione di D'Angelo prova a pungere e a rendersi pericolosa in area Amaranto, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Situm che va solo in contropiede e al 22esimo beffa Perilli. Il primo tempo si chiude con i calabresi in vantaggio, ma poi nella ripresa succede tutto e di più. Prima Kriseting si becca il secondo giallo, quindi è costretto a lasciare la sua squadra in inferiorità numerica, e poi i toscani nel finale prima pareggiano con Masucci e poi nell'extra time firmano il sorpasso con la rete di Sibilli. A fine gara il patron Luca Gallo si presenta in sala stampa e conferma la fiducia a Mimmo Toscano e si prende le responsabilità per aver parlato ad inizio stagione di obiettivi d'alta classifica. Poi ha detto anche di aver parlato con il gruppo e che ha deciso di non mandare in ritiro la squadra. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa.
chiusura poco mossa per le borse europee. Il sentiment resta diviso tra le speranze di poter commercializzare presto i primi vaccini contro il Covid-19 e le preoccupazioni legate all'incremento dei casi e all'impatto economico delle restrizioni per contenere i contagi. Dopo Pfizer, BioNTech e Moderna, anche AstraZeneca ha diffuso i risultati dei test sul proprio farmaco che mostra un'efficacia del 90%. Dati contrastati invece sul fronte macroeconomico, con l'indicatore composito dell'Eurozona in calo a 45,1 punti dai 50 di ottobre, registrando il valore più basso negli ultimi 6 mesi. Ad appesantire il dato è il comparto dei servizi in calo a 41,3 punti, mentre il manifatturiero rallenta ma si conferma in espansione a 53,6 punti. Bene gli indici PMI statunitensi, con il manifatturiero a 56,7 e il terziario a 57,7 punti, entrambi sopra le attese. Così a Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi invariato, in linea con il DAX di Francoforte, il CAC 40 di Parigi e il FTSE 100 di Londra che chiudono invece a meno 0,1% e l'Ibex 35 di Madrid che chiude a più 0,1%. A Wall Street hanno perso terreno il Dow Jones che adesso viaggia a più 0,5%, l'S&P 500 che è flat e il Nasdaq a meno 0,3%. Sul Forex l'euro-dollaro torna a 1,182, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen si apprezza a 104,5. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,9% a $45,5 e il VTI a più 1,3% a $43. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund resta in area 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%. Tornando a Piazza Affari, tra le big gli acquisti premiano soprattutto Saipem a più 4,55%, Tenaris a più 3,9% e Unicredit a più 3,4%, mentre arretrano Banco BPM a meno 3,7% e Terna a meno 2,5%. Fuori dal listino principale, balzo di Creval a più 23,7% dopo il lancio di un'OPA totalitaria a 10,5 euro da parte di Crédit Agricole Italia. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Sebbene in allontanamento verso il Nord Africa, il vortice di bassa pressione, autore dell'intensa fase di maltempo che ha colpito in particolare i versanti ionici cosentini e crotonesi dalla Calabria, dove sono caduti notevoli quantitativi di pioggia, continuerà ad influenzare anche nella giornata di lunedì le condizioni meteorologiche e, come nei giorni precedenti, saranno sempre i versanti ionici ad essere maggiormente interessati. Le temperature subiranno un leggero aumento. Domani cielo da poco a parzialmente nuvoloso ovunque, ad esclusione del Reggino dove insisterà una debole o al più moderata instabilità. Temperature stazionarie. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti a regime di Brezza, mosso il Mar Ionio con ventilazione dei quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.